come obiettivo la promozione della mobilità professionale all'interno dell'Unione Europea e in tutti e 28 Paesi membri. Essa include, oltre a tutti i centri per l'impiego, anche le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali. È una rete che esiste già da diverso tempo, però a seguito del regolamento 589 dell'aprile 2016 ha subito un notevole impulso da parte della Commissione europea, oltre che notevoli modifiche organizzative. La più importante ed è quella che ha più impatto sugli aspetti strategici e organizzativi di ASPAL è che i centri per l'impiego ne sono diventati membri ufficiali. Questo che cosa ha comportato? Che a livello nazionale l'ANPAL emanasse una circolare attraverso la quale invitava tutti i centri per l'impiego a dotarsi delle risorse umane, strumentali e organizzative per la promozione dei servizi che EURES promuove e implementa sul territorio. Nel caso specifico l'ASPAL, che dopo la legge 9 ha acquisito la competenza dei centri per l'impiego, ha immediatamente recepito questa nuova formula organizzativa, dotando i centri delle 8 province, quindi le 4 storiche più le ex province, di assistenti EURES che sono in grado di fornire a tutti gli utenti un'informazione di base, ovvero tanto agli utenti che sono appunto cittadini in cerca di occupazione con una particolare inclinazione alla mobilità transnazionale, ma anche alle imprese che vogliano aprire il proprio reclutamento ai 28 Paesi membri dell'Unione Europea, l'informazione di base per l'accesso al portale di EURES, ma anche per una prima consulenza orientativa. Nel caso poi la volontà di concretizzare il progetto di mobilità nell'Unione Europea andasse avanti, è possibile rivolgersi agli advisor, ovvero ai consulenti che sono specializzati nell'accompagnare l'utente nel percorso di mobilità e che sono localizzati al momento nelle sedi di Sassari, Cagliari e del Medio Campidano, ma che attraverso il piano di rafforzamento EURES, che è uno degli obiettivi strategici dell'assessore al lavoro, ma anche uno degli obiettivi appunto di ASPAL, si prevede un forte rafforzamento della rete con l'aumento della copertura territoriale e anche l'integrazione dei servizi affinché il cittadino possa trovare la possibilità, o possa concretizzare la possibilità di andare a lavorare all'estero e possa trovare servizi adeguati tra tutti i servizi che vengono offerti nel centro per l'impiego. Ciao, io sono Gabriele, ho 42 anni e sono un grafico pubblicitario. L'idea nasce da un background lavorativo personale, nasce anche da una delusione lavorativa personale dovuta alla perdita del lavoro, nasce anche dall'ottimismo che mi ha comunque sempre contraddistinto all'interno del mondo del lavoro. A un certo punto della mia vita mi sono trovato a capire che cosa fare, chi ero, e mi sono guardato e ho iniziato semplicemente a mettere in atto le mie virtù, che sono sempre state quelle di saper comunicare e quelle di utilizzare proprio l'arte che avevo studiato nelle scuole. E poi ho avuto la fortuna per caso di incontrare dei colleghi con i quali ho iniziato a creare un gruppo di lavoro, un team. Ho conosciuto un mio collega, che adesso è un mio collega, che prima era un mio docente, attraverso un corso per la gestione dei business plan. Con lui sono rimasto in contatto, gli ho chiesto di poter collaborare con lui, gli ho chiesto di darmi una mano per attivare proprio quella che era la mia impresa. Però una mano attiva, nel senso non suggeriscimi solo quando c'è la possibilità di un finanziamento, ma vieni a far parte anche tu del mio team. A lui è piaciuta tantissimo l'idea, abbiamo anche gestito diversi lavori assieme e mi ha aiutato quando c'è stata la possibilità proprio del lancio del microcredito di utilizzare il microcredito come forma di sostentamento per la nascita della mia attività. E grazie al microcredito in effetti ho concepito tutta l'idea di questo spazio. Devo dire la verità, è stata proprio una fortuna
aver avuto questa possibilità, perché i miei coetanei li vedo spesso abbacchiati perché magari hanno perso il lavoro, perché magari non sanno come muoversi. Io li stimolo a provarci, a coltivare una loro idea e spesso, devo dire la verità, propongo proprio il microcredito come piccola forma di impresa. Alla fine la funzione del microcredito è quella di dare la possibilità a chi vuole di mettere su la propria attività. I tempi tecnici giusti che ci vogliono perché la tua domanda sia accolta, elaborata e poi finanziata. Come puoi avere il microcredito è abbastanza semplice, basta andare nei centri servizi per il lavoro e innanzitutto spiegare a loro qual è la tua iniziativa imprenditoriale e loro ti aiutano e ti orientano verso quelle che sono le dinamiche di accesso al microcredito. Basta compilare le domande necessarie per farlo, redare un business plan ad hoc e poi presentarsi negli uffici dedicati della regione con la propria domanda e la propria idea imprenditoriale. Dopodiché, tanto che la domanda venga analizzata, accolta e quant'altro, passa un lasso di tempo, all'incirca di 5-6 mesi, viene erogato il finanziamento se la domanda è accolta e hai un periodo di gestazione della tua startup nel quale vieni anche monitorato dai servizi alle imprese, quindi in cui vieni anche orientato nel caso la tua attività stia andando male o comunque stia andando bene e puoi restituirlo dopo 1 anno e mezzo con calma e con le comode rate che fanno comoda alle piccole e alle attività nate da poco, piano piano, oppure se riesci a restituirlo anche in maniera più agevole perché il tuo lavoro comunque ti ha consentito di incrementare anche il tuo fatturato anche in un'unica soluzione o in accordo con gli uffici in diverse soluzioni per riuscire a essere più tranquillo anche come impresa. Il consiglio che voglio dare a chi vuole iniziare una nuova attività è innanzitutto di non aver paura. E il secondo consiglio che vorrei dare è sfruttate quelle che sono le possibilità, andate a curiosare dentro quelli che sono gli uffici pubblici, informatevi, cercate qualsiasi appiglio che possa essere per voi di stimolo. Esistono, ci sono lì a vostra disposizione e soprattutto ci vuole una marea di ottimismo. Vorrei citare una frase di Nelson Mandela che dice: "Sembra impossibile farcela finché non ce la fai". Con questo vi saluto e buon lavoro a tutti. Bene, in questo post-it parliamo della terza e ultima fase per cercare bene lavoro, ossia il piano d'azione. Se hai già attraversato i primi 2 step, sicuramente ti sarei fatto un'idea più precisa di qual è il lavoro più adatto a te, perché avrai scoperto un sacco di cose su quali sono le tue caratteristiche personali e sul settore di tuo interesse. E adesso che cosa ti manca per poter continuare a cercare e progettare bene la tua ricerca del lavoro? Ti manca un piano d'azione. Ma che cos'è un piano d'azione? È un documento dove scrivi il tuo obiettivo professionale e le azioni concrete che vuoi mettere in atto per far sì che questo diventi la tua realtà lavorativa. Cosa deve contenere il tuo piano d'azione? Ogni piano d'azione è personale e personalizzabile, ma perché possa davvero esserti utile deve almeno contenere il tuo obiettivo professionale, le azioni concrete che intendi svolgere per poterlo raggiungere, suddivise in tempi. Sembra una cosa un po' complicata, direi tu, è un po' impegnativa, sì, ma come tutte le cose importanti della vita, anche perché il tempo che impiegherai nello scrivere il tuo piano d'azione e nel progettarlo sarà un vero e proprio investimento.
Infatti, scrivere un concreto e preciso piano d'azione ti permette di risparmiare molto tempo e molte energie, perché non dovrai sempre chiederti "e adesso che cosa devo fare?", in quanto avrai già progettato e pianificato la tua nuova realtà lavorativa. Se vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento, come al solito rivolgiti ai servizi del centro per l'impiego più vicino a dove abiti, l'indirizzo lo trovi qui.